Da qui che è partito l'incendio, dal secondo piano di questa palazzina, esattamente dalla porta alle mie spalle. Abbiamo aperto la porta e l'abbiamo chiusa subito perché c'era una folata di fumo che entrava da tutte le parti e così abbiamo chiuso, abbiamo chiamato i pompieri, i carabinieri e la paura più grande era il pericolo, il gas, che scoppiasse qualcosa, che il fumo fosse ancora più intenso, che i pompieri non facessero tempo a soccorrere. Ieri a mezzogiorno una grande paura. Tanta, perché quando sono arrivata in ospedale avevo 200 di pressione, proprio dallo spavento, perché è stato impressionante il muro di fumo che c'era, le urla del signore del secondo piano dell'appartamento che appunto è andato a fuoco. E questa notte ha dormito a casa? Sì, ho dormito a casa, ma non ho dormito per l'agitazione proprio, è stata una notte impossibile. Una tragedia sfiorata. Sì, direi proprio una tragedia sfiorata. Una tragedia sfiorata, a ricordarlo il giorno dopo, il fumo ancora sulle pareti. Fumo e aria, no? E passa dappertutto, quindi dopo un quarto d'ora, 20 minuti, c'era fumo, tutto. Ho aperto la porta, mi è entrata una vampata di fumo, ho chiuso tutto e corso in terrazza. Diceva che l'ha salvata quel sottoporta. Perché il fumo saliva sopra e qualche parte sfoga. Allora io avevo questo qua e mi ha salvato quello.